TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario parlando di sanità. L'alcol seduce sempre più donne, sempre più piccole. Le adolescenti veneziane stanno raggiungendo i coetanei maschi con questo disturbo e li superano nel consumo a rischio. Il SERD dell'azienda sanitaria veneziana ULSS 3 nell'ultimo anno ha preso in carico 250 donne con disturbo da uso di alcol, che si aggiungono ai 692 uomini. L'aumento femminile rispetto agli anni precedenti è lento e progressivo, ma è ancora più evidente il calare d'età delle donne che nel nostro territorio abusano di alcolici. In 4 anni si è passati da un 12,6% a un 25% di nuovi casi di ragazze ventenni e trentenni che afferiscono al SERD dell'ULSS 3 a causa di questo disturbo. I nuovi accessi delle minorenni tra i 15 e i 17 anni per la stessa problematica stanno raggiungendo quelli dei coetanei maschi. Secondo i dati italiani, che confermano la tendenza locale, nel semplice consumo di alcol a rischio tra gli adolescenti avviene addirittura il sorpasso delle ragazze rispetto ai ragazzi. Parliamo ora di politica. Il Veneto è vicino al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a cui rivolgiamo un grande abbraccio e l'augurio di una pronta guarigione dopo l'intervento programmato. In questi anni il Presidente ha sempre dimostrato grande attenzione verso i nostri territori e la gente del Veneto, dimostrando una sensibilità che non dimentichiamo. Lo dice il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, esprimendo la vicinanza del Veneto al Capo dello Stato, recuperato per la sostituzione del pacemaker. Lo aspettiamo presto di nuovo pienamente in forze, conclude Zaia, con quella sobrietà e quel senso dello Stato che sono diventati un esempio anche per le nuove generazioni. E sono passati 80 anni da quando anche Venezia fu liberata. I carri armati arrivarono a Piazzale Roma, le forze di liberazione sfilarono a Piazza San Marco insieme a tanti cittadini, iconiche le foto d'epoca e i video dell'Istituto Luce che hanno immortalato il momento. Per ricordare questo significativo appuntamento, l'amministrazione comunale di Venezia ha organizzato il 28 aprile l'evento Venezia suona 80 anni di libertà con 2 cerimonie. Alle ore 9:30 a Venezia, Giardini di Castello al Monumento alla Partigiana e alle ore 12 a Mestre in Piazza Ferretto. La GOM, Giovane Orchestra Metropolitana, eseguirà i brani della tradizione grazie all'entusiasmo dei suoi giovani orchestrali, del direttore musicale e dei docenti. I musicisti saranno diretti dal maestro Pierluigi Piran, con la partecipazione della soprano Silvia Celadin, e verrà eseguito un repertorio celebrativo composto da 7 brani: l'inno d'Italia, l'inno a San Marco, Bella Ciao, l'inno dei volontari, la leggenda del Piave, marcia di Esculapio, la vita è bella. Voltiamo pagina. Nuove generazioni di geni crescono nel territorio veneziano. Da oggi fino al 4 maggio si possono votare le opere geniali di 7 scuole medie di Venezia, Chioggia, Mestre, Mira, Martellago e Marghera nel gruppo Facebook Arte, Ingegneria, Energia, con un semplice like oppure con un cuoricino. 400 piccoli geni hanno realizzato cose davvero originali con materiali riciclati e funzionanti ad energia rinnovabile, con le quali hanno saputo unire ingegno, arte e tecnologia con il supporto della Commissione Giovani dell'Ordine Ingegneri Venezia. Il peso del voto social popolare sarà pari alla metà del voto complessivo, al quale si sommerà la valutazione della giuria composta dal gruppo rappresentanti dell'Ordine, del Collegio e della Fondazione Ingegneri Venezia. La cerimonia di premiazione in programma a Mestre il 12 maggio alle ore 10:30 presso M9 Museum Auditorium Cesare De Michelis. Le opere saranno in mostra all'M9, ingresso libero dal 14 al 16 maggio. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.